Buonasera da Adria, ultima giornata della Befana. È stato un mix di emozioni, feste e solidarietà. Piazza Cavour gremita di bambini, genitori e nonni che hanno accolto con entusiasmo il corteo guidato dalla Veccia, accompagnato dalla fedele Sagina, tamburini e il falegname Enrico Grotto. Tra poco inizia questa serata che determinerà la chiusura del villaggio inclusivo di quest'anno. Una sola? Oggi che è passadore! Tu è passadore dentro il Sapeva da via là, senza uniamo lontano, anche col navigatore, te che metti 4 ore. Che gli alberi nuovi sostituiti dei legni vecchi abbattuti per vedere qualche foglia. Aspetteremo fino alla noia. Bellissimo. Soddisfatti? Al 100%. Croce Verde ha fatto un lavoro bellissimo in questo villaggio di Natale inclusivo, perché ha dato delle opportunità di svago, di tempo libero, di dolcezza, diremo, visto che è anche Natale, a tutte le persone indipendentemente dalle abilità o disabilità che poi ognuno di noi si porta. Io penso che questa iniziativa promossa dall'amministrazione comunale di Adria in collaborazione con la Croce Verde e tantissime altre realtà locali sia veramente ben riuscita, e nella prova la tantissima gente che questa sera è qui, che sta aspettando appunto che lo spettacolo abbia inizio. Quindi non mi resta che augurare buon proseguimento e buone festività a tutti coloro che ci stanno seguendo. Ormai con questa festa si concludono, però sono ancora in tempo. Sì, Adria è capitale del Delta, sono da togliere a Loreo che ha una storia ugualmente importante. Adria è un po' un riferimento da sempre, lo ha dimostrato anche in queste occasioni, che non sono occasioni scontate, quello che in un periodo bello come il Natale si possa coinvolgere migliaia e migliaia di cittadini in questo spettacolo straordinario che le immagini stesse sicuramente della telecamera mostreranno. Quindi complimenti all'amministrazione comunale, al sindaco, a tutti quanti hanno organizzato, Croce Verde, hanno organizzato questo bellissimo evento. Bellissimo, stupendo, ben organizzato, un bel lavoro, sono stati bravissimi. Appena cominciato Possiamo ancora dire 10, al momento saranno 10. Non siamo ancora da multa? No! Dal ritiro di patente non ancora? No, ancora no. Comunque abbiamo le camere anche sopra. Ok? Qui si vede che ci sono state tante mani, tante braccia e tante teste messe tutte assieme, che sono riuscite veramente a creare qualcosa, lo posso dire magico, perché è davvero magico. Parlavo con il sindaco, 20 giorni di duro lavoro e poi anche la capacità di modificare il villaggio in poco tempo, perché prima era per Babbo Natale, poi era per la Befana, quindi anche lì hanno dovuto effettuare delle modifiche all'interno del villaggio. Villaggio super free, accessibile da tutti. Io sono qui con mia figlia e tranquillamente con il passeggino ho potuto percorrere le strade del villaggio senza barriere, senza problemi, quindi un lavoro veramente incredibile, a misura di bambino, a misura di adulto, a misura di chi insomma magari è diversamente abile e fa un pochino più di fatica. Un lavoro strepitoso, e davvero congratulazioni all'amministrazione, a Croce Verde e a tutti coloro che hanno potuto lavorare per realizzare questa magia. Porto i saluti del presidente ferrarese Enrico, di tutto il consiglio provinciale di Rovigo, entusiasta di questa serata incredibile ad Adria, qualcosa di veramente unico, meraviglioso, e come sempre Adria in queste occasioni si veste di qualcosa di magico. Quindi viva Adria di Natale, viva la Croce Verde, viva l'amministrazione comunale di Adria e ovviamente viva l'Italia. Naturalmente, per finire non poteva mancare la nostra intervista alla Befana di Adria. Befana, prossimo anno? Non lo so, caro, a Dio piacendo si può far tutto, ma non basta che piaccia a Dio, bisogna che piaccia anche a tanta altra gente. Prima di tutto la Befana, caro Iu, che diventa sempre più vecchia,
E dopo un'altra serie di, insomma, istituzioni, capisci? Non si può fare la Befana così. Ormai abbiamo una tradizione che è, credimi, molto ma molto brillante, bellissima. Credo che la Befana Viene di Notte di Adria sia davvero un'eccellenza. Anche nel Veneto, signor Marti, Dio dica, nel Veneto, credo che sia l'unica realtà che fa 4 giorni dedicati a Reccia. Dov'è che te accatti? Dov'è che è accata? Ecco. Solo ad Adria. Ecco, e qui bisogna dirlo che abbiamo questa eccellenza che non si trova facilmente in giro.